Bene, allora siamo tornati in diretta, sta per iniziare la prova della staffetta dove sono impegnati Massimo Griva e Mauro Bunino per il Masera contro Luca Peano e Loris Castellino per il Ferriera. Staffetta, come detto in precedenza, che vede favoriti Masera e la Ferriera schiera un allievo proveniente dalla Beinettese, questo Luca Peano. Intanto sono partiti Castellino per il Ferriera e Bunino per il Masera, entrambi sono 2 su 2. Errore per Castellino ed errore anche per Peano, mentre invece colpiscono Bunino e Griva. Ancora un altro errore per Peano, mentre invece colpisce Griva. Colpiscono ora Griva e Peano. E colpisce Griva, quindi Peano invece sbaglia, quindi già buon vantaggio per Masera. Masera con la maglia completamente celeste, mentre invece canottiera grigia per Ferriera. Ancora Bunino con un 2 su 2 in questo giro. Adesso parte Griva che colpisce ancora Griva, colpisce anche Peano, colpisce Peano e invece arriva l'errore per Massimo Griva e si dispera Peano per una sua brutta bocciata, mentre invece colpisce spostando appena la boccia Griva. Ora è partito Bunino, leggero vantaggio nella corsa per Ferriera, ma vantaggio per Masera nello score. Masera che ancora approfitta di un errore di Castellino andando a colpire con Bunino. Arriva però adesso l'errore di Mauro Bunino. Colpisce Peano, invece sbaglia Griva. Lunga una bocciata di Peano, secondo buco. Colpisce invece Griva. Colpisce ancora Griva. Colpisce Peano e colpisce anche Griva. 3 su 4 per lui in questo giro. Tanto colpisce Castellino, colpisce anche Bunino. Ancora bocciata colpita per Castellino ed errore per Bunino. Colpiscono entrambi, Castellino e Bunino. Ancora colpiscono entrambi, la boccia al secondo buco. Vantaggio di quasi una bocciata nella corsa per Ferriera. Però arriva un doppio errore da parte di Peano a far da contrasto una doppia bocciata colpita per Griva. 3 errori in questo giro per Peano, 1 su 4 per lui, ed è invece un giro pieno quello di Massimo Griva. 4 su 4. Errore per Bunino, errore anche per Castellino. Adesso c'è una bocciata piena di differenza nella corsa tra le due formazioni, ma Masera che è in vantaggio nel punteggio. Chiude il suo giro Castellino, lo chiude anche Bunino colpendo. Colpisce adesso Peano e colpisce anche Griva. Seconda bocciata colpita per Luca Peano in questo giro e seconda bocciata anche per Griva. Errore per Peano, corta la sua bocciata, mentre invece solido Griva che continua a non sbagliare, colpisce ancora. Colpisce Bunino, invece arriva l'errore per Castellino che si fa anche sentire un po' con la voce. Colpisce Castellino, attenzione, pasticcio nel portabocce del Masera, pasticcio che rallenta un po' la corsa, ma non va ad intaccare la precisione dei giocatori in maglia azzurra. Colpisce ancora Griva e colpisce anche Peano. Tanto Griva, no scusate, Bunino che è partito in questo giro. Ed è 2 su 2 per lui, 3 su 3.
e 4 su 4, molto bravi Griva e Bunino, che sono in vantaggio e continuano ancora a colpire con Griva. Ancora Griva che colpisce, mentre intanto dall'altra parte è partito Castellino. Ancora una boccia colpita da parte di Griva, che ha indicato 2 bocciate al compagno, probabilmente sono quelle che rimangono alla fine, e colpisce Bunino, quindi vittoria per il Masera. Adesso attendiamo, prima di darvi l'ufficialità del punteggio, che purtroppo dalla nostra postazione non riusciamo a vedere. Dovrebbe essere 54 per Griva e Bunino. Dovrebbe essere 40-54 per Masera. E quindi, come da pronostico, Masera che in camera fa suoi i 2 punti della staffetta e quindi si porta in vantaggio per 6-4 sugli ospiti. Ed ora i 2 tiri tecnici, che potrebbero essere molto importanti in chiave risultato finale dell'incontro, visto che anche nel progressivo è favorito Masera, anche se forse in maniera leggermente minore rispetto a quanto è venuto nella staffetta. Ed ora noi facciamo ancora una brevissima pausa e ci risentiamo presto con i tiri di precisione e l'intervista al CT della Nazionale Piero Amerio. A tra poco. Ha vinto Masera, dovrebbe essere 54-40, ma su questo 54 non so se... Facciamo adesso allora. Secondo me non tanto perché sei finito, ormai sono finite. Lo sento sicuramente. Sarà fatto. Quando volete? Quanto ha fatto 53 sempre. Sì, puntettino. Non passare. E lo va a cambiare un'occasione, aiuto. La fortuna a Calapelli invece. No, quando vinci così tanto bisognerebbe avere quel risultati prima dell'intervista, cioè fai sedere, dici i risultati. vabbè, quanto abbiamo? Guarda, solo quarto d'ora, 20 minuti. Ma no, minuti per me non c'è problema, guarda che se vuoi io ti faccio un poema, basta che mi dai il tempo. vai, sì. Allora vado.
sto in piedi io. No, dai, dove mi metto? Mi siedo qui e mettere di fianco. Sì? Siamo proprio Signori, signori. Sì, sì. No, ma io non sono mica il titolare. No. Mi è capitato di farlo l'anno scorso qualche volta, come le sera ho fatto un pareggio. Una volta ero il titolare. Tanti anni fa, anche in nazionale. Oggi c'erano due tuoi estimatori, io e Antonio, che eravamo là proprio lì. L'ho visto ho sentito anche un bravo Piero, ho sentito. Non era riferito per No, l'ho capito. Ma ci vanno le cuffie, no? Allora, siamo tornati in diretta, abbiamo qui Piero Merio, ma prima vediamo qualche news relativa ai risultati degli altri incontri. In particolare in Serie B l'Austana conduce 6-2 contro la Capannina, Beinette è in vantaggio 6-2 contro la Calvarese, Granata Belluno 2-6, e Pontese Borgonese 2-6, quindi risultato sorpreso. La Borgonese che è avanti a Cordignano. Tanto Auxilium 7 e Nitri Aosta 1. Serravallese e AVG invece sono sul 4 pari. Bene, allora abbiamo dato qualche aggiornamento dagli altri campi e adesso procediamo all'intervista con il CT della Nazionale Piero Merio. Ciao Piero. Ciao Simone e buongiorno a tutti i naviganti, si dice così, grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere qui, complimenti innanzitutto per la vittoria su Dinardo. Grazie. Parliamo adesso un po' del Piero Merio CT, quindi se ci puoi raccontare intanto le emozioni che hai provato in questa tua prima avventura, primo anno da CT, e se puoi tracciare un bilancio delle 3 competizioni internazionali in cui è stata impegnata l'Italia, sei soddisfatto o ti aspettavi qualcosa di più? Bella domanda, bella complessa. Dunque, intanto è stato un anno incredibile, per me è stato un bellissimo percorso di crescita personale perché ho imparato parecchie cose svolgendo questo ruolo e ne ho avuto conferme di altre che già immaginavo, ho ricevuto tanto da tutti coloro con cui sono entrato in contatto e spero a mia volta di aver trasmesso qualcosa. Difatti ne approfitto per ringraziare gli altri componenti dello staff, Dante D'Alessandro, Marco Basilio, i capi delegazione che si sono avvicendati, Laura Trova e Gianfranco Papa, tutti gli atleti e le atlete che tanto hanno dato per i colori azzurri e anche le persone che hanno collaborato con me, ma soprattutto con i ragazzi e le ragazze in via, si può dire, in via occasionale. Non posso nominarli tutti ovviamente perché farei dei torti a qualcuno sicuramente, però uno voglio citarlo ed è colui che ha avuto la fortuna di vedere il suo lavoro premiato nel migliore dei modi. Sto parlando di Andrea Alto, che in un mese e mezzo di allenamenti ha trasmesso a Caterina tutto il suo sapere in fatto di combinato e voglio dirgli bravo Andrea, perché un pezzo di oro è sicuramente tuo. Per quanto riguarda le emozioni che si provano stando dall'altra parte della barricata, quindi seduto in panchina, direi che sono più o meno le stesse che si provano da giocatore. C'è una differenza però, che sono amplificate al massimo, sono proprio amplificate all'ennesima potenza, perché se permetti al tuo io di vivere questa esperienza appieno, praticamente ti senti coinvolto a 360 gradi, quindi è proprio vero che si soffre di più in panchina che non in campo. E poi oltretutto partecipando a queste competizioni dove ci sono una prova dietro l'altra anche diverse, tu sei sempre sotto tiro, non smetti mai e quindi le emozioni sono veramente tante, ti richiedono un notevole sforzo di energia psicofisica. Confesso
che un paio di notti, non dico in bianco, ma in dormiveglia le ho passate, soprattutto in fase di allestimento squadre. E quindi però la soddisfazione che ne hai è veramente gratificante al massimo. Sempre stando seduto in panchina e vedendo operare anche le altre nazioni, ho avuto conferma di quello che è necessario avere per vivere queste esperienze. Prima di tutto il carattere, perché l'abilità serve, l'allenamento tantissimo, questi sono fondamentali, però se non sono accompagnati da un certo tipo di carattere alla fine rischiano di essere vanificati. Ma non sto parlando del carattere che serve solo a superare lo stress della gara, sto parlando di altre sfaccettature del carattere, quelle che ti permettono di relazionarti al meglio con tutti gli altri, compagni, avversari e quant'altro, il carattere che ti permette di restare concentrato quando serve, veramente concentrato, quello che ti permette di affrontare qualsiasi tipo di problema e di difficoltà che si presenti, anche sia logistica che sia dal cambio delle abitudini. E unito al carattere, questo è fondamentale, unito a questo serve l'entusiasmo, perché l'entusiasmo fa sì che tu sei contento di fare quello che stai facendo, e entusiasmo e gioia di indossare la maglia azzurra, consapevole che è un onore indossare la maglia azzurra come qualsiasi altra nazionale, che implica dei doveri e non è un diritto dal quale nascono dei privilegi. Ecco, se si partono da queste basi, volevo finire dicendo che è più facile costruire una squadra. È più facile costruire una squadra e quindi avere un gruppo vero, unito e coeso, perché mi sono reso conto che il valore aggiunto che dà un gruppo unito e coeso non ha prezzo, non ha proprio prezzo. E questo è perché se si vogliono avere le maggiori probabilità di dare il meglio di sé in queste occasioni, bisogna sentirsi bene, bisogna stare bene, bisogna essere contenti di essere dove si è e contenti di fare quello che si sta facendo, ed è più facile che questo succeda se tu sei un gruppo unito e coeso, e per questo voglio ringraziare soprattutto prima di tutto gli atleti e le atlete che hanno capito perfettamente questa cosa e l'hanno messa in pratica a 360 gradi. Qualcuno ce l'ha proprio di indole naturale, gli viene facile, qualcun altro ha bisogno di un aiuto in più, ma comunque tutti hanno dato il loro apporto sotto questo profilo e voglio ringraziarli tutti. Dal punto di vista dei risultati sono altresì soddisfatto, perché su 18 medaglie disponibili ne abbiamo conquistate 15, direi che è un'ottima percentuale, di cui 4 ori, però soprattutto quello che secondo me è importante è che ci sia stato un oro in ogni categoria, quindi questo mi dà una soddisfazione maggiore. Tenuto anche conto dei notevoli progressi che sono stati fatti dalle altre nazioni, quelle già note che continuano a progredire e quelle un po' meno note che stanno progredendo, perché basta pensare un attimino ai mondiali di Chieri, che ha disputato le finali individuali e coppie, o anche i mondiali femminili. Ormai la Cina è una potenza e quindi ci sono nazioni extraeuropee che stanno crescendo veramente tanto e questo mi dà maggiori soddisfazioni. Così come anche la Turchia, no? Assolutamente, la Turchia sta facendo sempre meglio, soprattutto a livello femminile è cresciuta molto di più. Ma non c'è solo la Turchia, c'è anche altre. Comunque adesso anche qui cominciare a citarne qualcuna si rischia di dimenticarne altre. Certamente. Bene, senti, adesso volevo parlare un po' dell'aspetto, di uno degli aspetti che secondo me è tra quelli più complicati di fare il CT, ovvero avere sempre ben presente e riuscire a gestire 3 mondi che apparentemente sono, anche insomma nella realtà sono separati, in particolare quello femminile che è ben distinto dagli altri 2. Volevo chiederti come hai cercato di superare questa difficoltà, quindi come hai cercato di monitorare questi 3 mondi, e se per caso ti è stato anche un po' utile, oltre all'ausilio dei tuoi collaboratori, anche un po' bocce in volo per quanto riguarda la parte archivistica sia di video che di statistica. Sì, è una grossa difficoltà in effetti monitorare, come hai detto bene, monitorare 3 mondi che sono effettivamente diversi, perché il mondo femminile è diverso da quello maschile, ma anche quello giovanile è diverso da quello senior. E non è una cosa semplice. Innanzitutto io mi sono avvalso della collaborazione degli altri componenti dello staff, che oltretutto facevano parte dello staff prima di me e quindi avevano maggiore esperienza, avevano maggiori anche conoscenze dello status quo delle cose, e quindi mi sono confrontato tantissimo con Dante D'Alessandro, abbiamo parlato a tutto tondo, a 360 gradi di tutto, e mi è stato di notevole aiuto. Mi sono confrontato anche con Marco Basiglio, ovviamente più specificatamente per quanto riguarda le prove veloci, che è il suo campo nel quale lui il suo operato è assolutamente fondamentale.
E poi ho cercato di recuperare dei dati, recuperando dei dati in effetti anche Boccevuolo mi è stato utile, perché dal punto di vista degli archivi sono riuscito a tirare giù qualche dato, così come l'ho tirato giù anche dal sito federale o da quello internazionale. Comunque ho cercato di recuperare tutti i dati possibili riguardo al campionato di società, riguardo alle gare. Ho guardato anche i risultati che avevano avuto le nazionali negli anni passati. E da questi numeri ho cominciato a fare dei ragionamenti, perché ragionare bisogna per forza partire da qualche cosa di scritto, quindi bisogna qualche dato, senza dati non puoi iniziare un ragionamento. Dopodiché ovviamente i dati vanno interpretati, vanno letti, qualche volta vanno anche letti tra le righe, e ognuno di noi ha anche il suo modo di interpretare i dati, di dare un significato a quello che vede. Dopodiché ho anche avuto modo di andare a vedere sul campo alcune cose che mi interessava vedere, e devo dire che sì, avrei voluto vedere qualcosa di più, ma quello che mi interessava veramente sono riuscito a vederlo. E da lì ho cominciato a tracciare delle linee guida, poi confrontandomi con Dante D'Alessandro le ho via via, come dire, ridotte. Alla fine ho preso le mie decisioni, gliene ho parlato e lui le ha approvate e siamo partiti. Ecco, in quest'ottica ritieni che vada bene la figura di un CT unico per i tre mondi, maschile, femminile, anzi senior, femminile e giovanile, o ritieni che debbano esserci 2 se non 3 figure diverse? Ecco, questa è una bella domanda. Me l'avessi fatta all'inizio dell'anno probabilmente avrei dato una risposta diversa da quella che sto per dare. Non lo so, adesso ti dico che non lo so. All'inizio dell'anno avrei detto che forse servivano 3 figure diverse. Adesso non lo so proprio, perché dopo averli vissuti tutti e 3 in prima persona mi dicessero devi seguirne solo più uno, magari anche mi dicessero scegli tu, io non saprei cosa scegliere, perché magari tutti dicono vabbè i senior sono i senior, la nazionale maggiore, ma paradossalmente tra i senior forse c'è meno lavoro da fare, perché i senior, proprio perché senior, sono e devono essere più autosufficienti, più autonomi, e quindi non è che non devi fare niente, i rapporti interpersonali li devi comunque sempre tenere, però è un lavoro diverso, mentre ho visto che tra i giovani maschietti e con le femminucce il lavoro ce n'è, e quindi penso che la figura del CT sia forse più importante in questi 2 mondi, e mi sono reso conto che se a svolgere questo ruolo una persona che ha vissuto sulla propria pelle determinate situazioni può essere un aiuto maggiore, e quindi non ti so dire se è necessario averne 3 figure, può anche essere necessario averne 3 figure, ma dipende sempre da chi ricopre i ruoli, perché ho visto che aver vissuto sulla tua pelle determinate situazioni ti aiuta. Adesso volevo spendere 2 parole per Matteo Mana, che è sicuramente l'Under 18 più in evidenza. Basti pensare che ha fatto da poco il record italiano del tiro progressivo, un record che resisteva da un po' di tempo. Volevo chiederti per quanto l'hai visto, in cosa deve ancora migliorare, e se hai mai pensato, senza nulla togliere a Simone Carrù, di schierarlo anche nella staffetta Under 23. È un pensiero che ti è passato per la testa oppure no? Riproponendo così una staffetta già campione del mondo Under 18. Bene, guarda, il fatto che Matteo Mana sia Under 18 già implica la risposta su cosa deve migliorare, perché dal punto di vista tecnico effettivamente si può sempre migliorare, ci si deve sempre applicare, però lui ha già veramente tanto e deve migliorare sotto l'aspetto caratteriale, su questo non c'è dubbio, ma è insito nell'età e quindi deve diventare via via più consapevole di quelli che sono i suoi mezzi, e soprattutto anche qualche volta di accettare più serenamente un eventuale errore che chiunque di noi compie. Non c'è nessuno che non compie, no? che non compie errori, quindi ecco, sotto questo aspetto sì, deve ancora maturare, ma non solo lui, tutti gli altri che hanno quell'età lì. E il fatto di caricarlo di una terza prova ai mondiali di Chieri, devo dire che sarei bugiardo dicessi non ci ho pensato, ma è un pensiero che è durato veramente solo un attimo, ma un attimo veramente infinitesimale, perché poi far fare 3 prove a una sola persona, indipendentemente da chi essa sia, è troppo oneroso, va poi a finire che non riesce a far veramente bene niente.
e soprattutto non volevo togliere alla nazionale un under 18 come Matteo Mana, e non volevo neanche togliere a lui la possibilità di far bene in un campionato della sua categoria, perché secondo me finché si può è meglio che ognuno gareggi nella propria categoria, e quindi no, effettivamente devo dire che non ci ho pensato, perché è stato proprio solo un attimo, che è stato subito cancellato. Mi soffermo, visto che l'hai nominato, mi soffermo però un attimo su Simone Carrù, perché non bisogna pensare che Simone Carrù sia capitato lì per caso. Simone Carrù si è guadagnato questo posto secondo me con un ottimo campionato l'anno scorso, svolgendo il ruolo che è stato chiamato a svolgere poi anche a Chieri, vincendo tra parentesi, quindi dimostrando che poteva anche vincere in questa categoria, in questa prova. Lui ha dimostrato una serietà incommiabile nel prepararsi, nel dedicarsi a questa cosa, e oltretutto è uno di quelli che ha contribuito veramente a fare gruppo, e quindi devo dirle un grazie particolare. Sicuramente a livello di competizione forse l'emozione dell'esordio, oltretutto tra le mura amiche, non le avrà neanche facilitato tanto le cose, ma se analizziamo bene tutto non penso che si possa imputare esclusivamente a lui la mancata medaglia. È una cosa della staffetta in toto. Bene, restando un attimo nel mondo giovanile, tu se non sbaglio hai un figlio under 14, giusto, il primo anno? Ma sì, dovrebbe iniziare il prossimo anno. Bene, che idea ti sei fatto del mondo giovanile? Cosa possiamo fare per migliorarlo? Abbiamo visto, adesso penso che i numeri in particolare in Piemonte siano abbastanza bassi di giovani, almeno rispetto, ti parlo quando magari ero allievo io, quindi 6-7 anni fa. Che idea ti sei fatto? Non parliamo poi di quando ero allievo io. Dunque effettivamente il mondo giovanile non gode di ottima salute in questo momento, ma non lo gode tutto il movimento boccistico di ottima salute. Però è chiaro che se non c'è un adeguato ricambio generazionale non si va da nessuna parte, e in questo momento l'adeguato ricambio generazionale non c'è. E per migliorare sotto questo aspetto, secondo me bisogna ampliare quello che si sta già facendo e perfezionarlo, perché l'idea di comunque promuovere il nostro sport attraverso l'attività scolastica direi che è ottima, e mi sembra di capire che si riesca a organizzare qualche stage scolastico. Il punto è il dopo, perché una volta finito lo stage scolastico nelle ore di scuola, l'attività sportiva dovrebbe essere continuata nelle varie bocciofile, magari al pomeriggio, ed è qui che viene a mancare il personale, perché ovviamente chi tiene questi corsi scolastici magari va a farne altri da altre parti, e bisogna che le società bocciofile che hanno ospitato il corso scolastico continuino l'attività con i ragazzini, i bambini, le bambine che manifestano la voglia di continuare a giocare a sport. Quindi è qui che bisogna reperire personale che abbia veramente voglia di seguire questi bambini. Purtroppo mi rendo conto che in alcune situazioni c'è gente un po' restia che dice addirittura che i bambini possono rappresentare un costo, e quindi io capisco il momento, però se non si investe nei giovani allora a questo punto chiudiamo baracche e burattini. Poi soprattutto io penso che bisognerebbe cercare di trasmettere ai ragazzini la bellezza del gesto atletico delle bocce. Io penso, non so se questo viene fatto, perché se ci si sofferma un attimino al gesto atletico della bocciata, cioè una rincorsa che deve essere il più possibile sincronizzata, il più possibile leggera, dove poi si lancia un attrezzo a una certa distanza e lo vedi cadere esattamente dove vuoi che cada. Cioè io penso che questo gesto atletico che accomuna sincronismo, preparazione atletica, abilità tecnica, non sia inferiore al cestista che mette la palla nel canestro, o al calciatore che batte una punizione perfetta o fa un cross perfetto o lancia un compagno a 30 metri buttandolo sui piedi. Non penso che sia tanto inferiore, bisognerebbe cominciare a trasmettere ai bambini la bellezza di questa cosa, così come la bellezza di capire anche accostando le schiene di un campo, più sabbia, meno sabbia, e
e trarre gratificazione dal riuscire a capire come fare per avvicinare il più possibile una boccia al pallino e come fare per lanciare una boccia nel punto dove vuoi che sia, che cada. Io penso che se i bambini riuscissero a capire veramente la bellezza di questa cosa si appassionerebbero di più, perché i bambini per il momento giocano perché gli piace, qualsiasi sport che gli fai fare lo giocano perché gli piace, poi magari crescendo subentrano altre cose, ma all'inizio è così e quindi questo secondo me è fondamentale. Diamo una notizia riguardante la staffetta della Perosina, che è andata ad una boccia dal record del mondo facendo 59 su 60, quindi grande stato di forma per Micheletti, che già ha vinto il campionato del tiro progressivo lo scorso weekend. 6-2 per la Vieremia, quindi sarebbero 6-6. 6-4. Sì, quindi BRB che conduce 6-6 tra BRB e Perosina nel big match di questa terza giornata. Senti, ancora una cosa Piero, risentivo l'intervista dell'anno scorso con Daniele Albesiano in cui parlavi un po' della tua esperienza in Francia, e hai parlato bene del fatto che in Francia si alternano le giornate di campionato con il Super 16. È un'idea che hai provato a proporre in federazione? È una cosa che pensi che si possa realizzare in un futuro anche da noi? O no? Ecco, riguardando al Super 16 l'idea so che è stata portata avanti, non da me personalmente perché ne ho parlato con il mio direttore sportivo, so che ne ha parlato con altri responsabili di società e so che ne hanno parlato, però istituire un vero e proprio Super 16 in questo momento mi sembra che non sia tanto facile, perché non credo che ci sia nessuno che voglia accollarsi l'onere di organizzarlo, anche perché organizzare un Super 16 va organizzato per com'è, dandogli il giusto spazio, e quindi relegarlo a praticamente gare domenicali dopo il campionato con 8 squadre che magari si trovano e fanno un circuito non ha senso, perché ci sono già delle pool per fare queste cose qua, e quindi non so se per il momento è una cosa che si possa fare. Sicuramente l'idea di alternare campionato a gare normali io la trovo ancora adesso valida, e andando ancora più nello specifico penso che occorra una vera e propria ristrutturazione piuttosto radicale per recuperare un po' di terreno che si è perso in questi anni nel mondo delle bocce, sia a livello di prima categoria che di altre categorie, e credo che bisognerebbe mettersi intorno a un tavolo e discutere veramente su come riorganizzare non solo il campionato ma tutta l'attività annuale in modo piuttosto radicale. E non è facile e bisogna anche avere il coraggio di provarci, perché secondo me andando avanti così non lo so cosa succederà. Certamente, cioè non solo a livelli alti ma soprattutto a livelli bassi notiamo che proprio si fa fatica a organizzare le gare, si fa fatica spesso ad arrivare a 16 formazioni. Certo, lo immagino. È un discorso molto lungo, non penso che qua riusciremo a svolgerlo, però bisogna prendere il coraggio a due mani e pensare di mettere una ristrutturazione piuttosto radicale. Va bene, allora ti ringrazio Piero perché ci hai detto delle cose sicuramente molto interessanti. Grazie a voi. In particolare per quanto riguarda la tua avventura da CT, che speriamo ci possa portare altre vittorie presto, quindi il prossimo anno non sappiamo ancora le sedi dei campionati, giusto? Ecco, ma sinceramente non sappiamo ancora neanche come si proseguirà, perché il mio mandato scade alla fine dell'anno. Vedremo. Però mi sembra di aver capito dalle tue parole che insomma sei soddisfatto della tua esperienza. Soddisfatto di quest'anno assolutamente sì, e vedremo cosa succederà. Va bene, comunque in ogni caso un grande in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo si dice, mi sembra. Anche per l'incontro di oggi, anche per la tua avventura da giocatore. Grazie, grazie a voi e buon lavoro, continuate. Grazie mille. Bene, allora ringraziamo ancora Piero Amerio, è stata un'intervista molto bella, ci ha dato delle risposte molto interessanti secondo me Piero, quindi lo ringraziamo ancora e vi aggiorniamo sul risultato del tiro di precisione
che è terminato 13-11 in favore di Ferriera, e quindi lo score totale dell'incontro è di 6 pari, in virtù appunto del pareggio 4 pari nel primo turno, e poi della vittoria nella staffetta da parte di Masera e la vittoria nel primo tiro di precisione da parte di Ferriera. Bene, adesso è venuto a trovarci anche Renato Baldo, quindi scambiamo 4 chiacchiere anche con lui. Benvenuto Renato. Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, come sta andando questo incontro Masera-Ferriera? Cosa ne pensi? Abbiamo giocato non molto bene a quadrette, abbiamo perso, l'incontro a coppia era una partita vinta, ho giocato benissimo Griva, tutti e 4, poi c'è stato il colpo di fortuna e comunque il risultato è equo, diciamo. Purtroppo le corse non possiamo fino ad ora competere, comunque vediamo, speriamo da adesso in avanti ancora il tecnico e poi dopo le partite nel tradizionale. D'altronde la nostra forza non è di vincere il campionato, ma di venire per divertirci, prima di tutto essere un gruppo di amici e fare quello che possiamo. Non abbiamo nessuna velleità di risultati strani, quindi comunque questa è una squadra alla nostra portata, non è che siamo, secondo me, inferiori a loro. Vediamo. No, direi di no, anzi come palmarès dei giocatori direi che siete superiori. Ma certo loro hanno dei buoni giocatori, hanno dei giocatori che possono. Anche esatto. Sì. Nel campionato ci va degli specialisti in quei ruoli lì. Certo. Nelle cose che nel tradizionale sicuramente ci possiamo difendere contro tutti, non c'è di che dire. Al di là del fatto di non avere velleità, diciamo che il quarto posto lo vedi come un obiettivo possibile o assolutamente non ci pensate? Diciamo che ci pensiamo. Però era quello che mi aspettavo, sì. Direi che è impossibile vincere il campionato, ma almeno per quello lì lo stimolo ci sono, poi dopo se non arriviamo quarti sicuramente non è una tragedia o niente di strano, comunque ci proviamo, diciamo. Ci sono squadre più ferrate di noi, ma diciamo secondo me siamo nell'ordine del 55% gli altri, il 45% noi, e quindi vediamo nell'arco del campionato cosa può succedere. Ve la potete giocare sicuramente. Ma sì. Quindi l'anno scorso, se non sbaglio, hai disputato il campionato per l'Andorra Bocce. Ma sì, mi sono preso 2 anni, diciamo, dopo tutti i campionati, diciamo, nella massima categoria, sono andato a Andorra Bocce con degli amici e abbiamo fatto un campionato secondo me simpatico perché meno stressante, meno di tutto. Siamo andati ai playoff, poi li abbiamo persi contro la Caponnina e poi quest'anno avevo deciso di non giocare, poi con Bricco ho parlato, ho fatto il cartellino lì, fine anno dovrei retrocedere, anzi devo retrocedere perché ho 0 punti nei 2 anni che non ho più giocato, quindi farò poi qualche gara della B, vediamo se mi viene la voglia di giocare, che adesso non ne ho molta, quindi difatti sono qui con la Ferriera, se mancasse qualcuno eventualmente gioco, però speriamo che stiano tutti bene, così io sto di cuore a segnare i punti e a criticare bonariamente i miei compagni. Bene, invece la tua attività di produttore di bocce come va in questo periodo? Diciamo che direi che va bene, molto bene. Ringraziando non abbiamo sceso la nostra produzione, anzi abbiamo acquistato qualcosa e quindi non mi posso lamentare. Sono le bocce che purtroppo le vedo sempre più in caduta libera, non so se per colpa nostra, per colpa della federazione, per colpa dei regolamenti, per colpa non lo so, comunque non è una buona situazione, una bella situazione quella delle bocce purtroppo, perché ci sono delle cose anche ridicole che si potrebbero discutere, si potrebbe parlare, ma non vedo la volontà di risolvere determinate cose. Sì, in effetti lamentavamo molte volte un certo ritardo, no? Sia nella
nella compilazione dei calendari, ma anche solo dei regolamenti dei campionati italiani che ci sono stati lo scorso weekend, tutte cose che andrebbero fatte con un certo anticipo invece vengono ridotte poi all'ultimo momento, o come anche il fatto di aver ripescato una squadra che l'anno scorso in Serie B è arrivata sesta, Valmerula. Insomma, ci sono alcune cose che certamente andrebbero riviste per non far morire i campionati di società. Che idee ti vengono in mente? Guarda, io l'avevo già l'altra intervista con voi, l'avevo già detto, io mi scervello, penso, faccio cose, non ho la bacchetta magica, ma una cosa è certa, che così non può più andare avanti, perché come giustamente hai detto, ripescare una squadra che non ha nessun diritto, tra virgolette, non è niente impossibile, è un palliativo che deve finire, cioè devono esserci delle altre soluzioni, si devono limitare i giocatori, si deve cambiare la forma, si deve discutere, si deve parlare, ma con tempo si deve parlare, non arrivare poi di nuovo un altro anno a sapere cosa fare. Purtroppo adesso sono al minimo 3 o 4 anni che c'è questa mancanza di squadre, un altro anno sarebbe sempre così, perché non esiste nessuno sport dove sai chi arriva primo, secondo, terzo e poi dopo gli altri c'è una caduta libera che non c'è, non esiste. Si fa un campionato di categorie inferiori, lo dovrebbe fare per venire nelle categorie superiori. Questo qui non può essere fatto perché nessuna squadra, una squadra di B non è in grado di fare mai un punto in questo campionato, e quindi cosa servono tutte queste cose, ci promozionare, cioè cambiamo i nomi ma ci prendiamo in giro, no? Perché pensano di aver inventato cosa chiamare C promozione invece di C nazionale, cioè sono ridicolate, no? Sì, anche tra l'altro quel campionato è infarcito di squadre che non avrebbero il diritto di parteciparvi. Non potevano fare altrimenti, se no non ci sarebbero stati. Cioè, l'unica cosa, diciamo, che hanno potuto fare è quello. A me non hanno dato uno stimolo qualcuno di iscriversi, ma di adesso in avanti che devono trovare lo stimolo che queste squadre continuino a farle. Non possono tutti gli anni inventare un altro nome, così ci siamo di nuovo. Cioè, sono stupidaggini. Io è 56 anni che ho il cartellino della federazione, quindi non sono proprio uno sprovveduto, devono parlare con chi può avere delle idee e non sempre ergersi al di sopra di tutto e di tutti, devono ascoltare chi le propone qualcosa, ma di giusto, senza nessun interesse personale. Non deve aprirsi al confronto. Esatto, devono capire dove lo sbaglio. Questo campionato qua, è una cosa che è destinata a finire e è stato toccato con mano, è palese che non può andare avanti. Loro non devono pensare che, con tutto il rispetto che posso avere per la BRB, per la Pontese, che trovano dei soldi, non possono pensare di fare un campionato perché se no loro, se lo cambiano, non lo fanno più. Magari non c'è la BRB, ci sono altre 10 squadre, che ne so io, 3, 1, 4, però devono provare. Ma non è che devono fare delle formule per penalizzare la BRB o la Pontese o la Perosina, quello no. Però devono fare delle formule per attirare altre squadre con meno giocatori, 6 giocatori di A, cambiare formule, far giocare individuale, coppie, cioè sveltire di più. Il campionato deve essere una cosa a sé stante alle bocce. E dall'altra parte devono fare una formula dove attirare degli sponsor che giocando possono anche aiutare la squadra a fare il campionato senza giocare, dove deve esserci una cosa più atletica, più giovane. Cioè io ho 67 anni, mi sento che anche se sono in forma, però deve cambiare le bocce, devono cambiare, devono trovare qualcosa, se non lo fanno, cioè non so dove possiamo arrivare peggio di così. Peggio di così non è facile arrivare, peggio così nel senso buono, perché poi non è mica che rubino i soldi a nessuno, però devono dare spazio ai giocatori. Se no così le bocce sono finite anche le gare oltretutto. Sì, no, perché vediamo prima anche con Amerio che spesso si fa difficoltà ad arrivare a 16 formazioni per organizzare le gare, quindi sicuramente... Sì, ma io ho viaggiato con Amerio, sono venuto su, è mio amico, è mio compagno, campione italiano come di A, quindi ho un'ottima amicizia.
siccome è uno che di bocce se ne intende, è una vita che gioca, e adesso è in federazione, abbiamo parlato 2 ore venendo su, ha delle idee che non dicono che sono come le mie, sono quasi simili alle mie, però perché chi è lì a Roma non parla o magari lo sente ma non sente chi di dovere, cioè bisogna per forza fare qualcosa, se non si fa non c'è più spazio per nessuno. Intanto seguiamo un attimo questa bocciata da 3 di Lemborella, che prima ha fatto un'ottima media quadretto. Sì, sbagliate 2 ha giocato benissimo. Sì, ma anche queste squadre qua, vedere la buona volontà che ci sono. Ma anche l'entusiasmo, no? Perché certo, sì, però l'entusiasmo, giocano contro di noi che siamo una squadra come loro, o possiamo una volta giocare meglio di loro e una volta... Però c'è competitività, ma sì, hanno fatto la squadra perché vogliono far vedere qui che venga a giocare la Birra B, giusto, la Pontese, tutte quelle cose lì. Però se non c'hai un margine di poter vincere un qualcosa, che senso ha? Cioè io ho sempre detto, io vado a fare una gara a coppie, una gara a quadrette, avrò il 20%, balla bene c'è il 60%, ma io ho il 20%, ma un campionato dove ho lo 0%, perché devo partecipare? Cioè io ho vinto nelle bocce, sono uno che ha fatto più di 200 finali nella mia carriera, non è che mi diverta sempre perdere, qui non puoi vincere, è impossibile, e allora mi metto da parte e vado poi a fare qualche gara sperando di divertirmi, ma non di vincere per recuperare qualcosa. Ora una bella bocciata di Allen che dovrebbe essere in vantaggio per questo tiro di precisione. Sì, praticamente diciamo che giriamo 6 a 10 per loro, contando che la corsa abbiamo meno possibilità di loro, comunque non si sa mai, loro sono favoriti però. No, anche Castellino comunque sì, ha fatto certo, delle uno che si dei può, bei, certo, dei sicuramente, sì, l'ho visto già fare anche 44-45, quindi, però diciamo che Bunino è favorito, penso che lo faccia Bunino, non so se fa Bunino. Sì, è un incontro diciamo equilibrato. Ma noi onestamente per Moturno si poteva giocare minimo 6 a 2 e quei 2 punti sono troppo determinanti. Sicuramente. E come compagni, come CT, pur essendo tu un po' defilato diciamo dalla parte realmente sportiva, ti trovi bene in questa società? Ma sì, ma io li conosco tutti, sono amico con tutti, ho giocato con quasi tutti insieme. Poi come ho detto, tra un mese sarò della B, dovrei giocare qualche gara con Adorno, poi dopo non lo so a Terni chi ci sarà perché non conosco nessuno e avrò sicuramente ancora la voglia di fare qualche gara, sicuramente non è che vado a fare 30 gare all'anno, però se sto bene la voglia ce l'ho ancora. Mi piacerebbe dare una mano per risolvere veramente qualcosa delle bocce. Ecco, questa è una cosa importante sicuramente. Però deve avere dall'altra parte chi ti vuol dialogare assieme, perché tutte le volte che ho dialogato con qualcuno ho sempre fatto il contrario, ma non perché le mie idee fossero giuste, ma non le hanno mai neanche prese in considerazione, ma non le mie, anche quelle di altri che come me una vita che hanno giocato le bocce, quindi dovrebbero chiedere un qualcosa. Non lo so dall'altra parte cosa vogliono fare onestamente. Sì, ma è questo che diciamo, cioè insomma aprirsi alle critiche sempre a patto chiaramente che siano costruttive e che nei toni e nei linguaggi siano moderate, però ecco, se c'è questa apertura penso che tutti abbiamo da guadagnarci. Ma sicuramente, solo, ma voi avete fatto gli stessi dirigenti federali. Certo, ma voi avete visto un'iniziativa sul forum che io apprezzo tutto, da quando siete nati io ho sempre fatto quel che potevo anche con voi, però bisogna vedere se dall'altra parte vogliono anche dialogare, solo lì, perché effettivamente dall'altra parte che mi sembra che sia un po' un muro di gomma, noi abbiamo avuto a che fare per lavoro, ma ci troviamo con delle cose ridicole, cose stupide, cose che non sai neanche perché, le cose più banali le fanno diventare delle cose insormontabili, quelle sono le cose che devono capire, che penso che voi volete dialogare per costruire qualcosa, non per prendere il posto a qualcuno, ecco quello che devono capire, bisogna vedere se lo vogliono fare.
Ma queste storie qua sono, io dico, 40 anni che le faccio, perché c'è sempre stato dei problemi. I problemi erano minori perché c'erano più giocatori, più società. Adesso io è 40 anni che ho frequentato il Colombo di Torino, adesso chiudono anche quella, una società di tradizione. Certo, Bocciodromo è già chiuso. E tutto vuol dire che devi farti delle domande se tutte le società spariscono. Se non te le fai, allora vuol dire che vuoi lasciare andare avanti tutto quello che vuoi. Sì, ma basterebbe anche solo vedere la percentuale delle gare annullate su quelle in calendario. Va bene Renato, allora si è concluso questo tiro di precisione con la vittoria del Masera, quindi che si porta in vantaggio per 8-6 e ti ringraziamo per averci fatto compagnia in questo tiro tecnico. Grazie a voi di tutto e speriamo che ci convincono, che con voi qualcuno che hanno piacere di dialogare, ma l'importante è che capiscono che è una cosa fatta per costruire, non per distruggere, ma è una vita che sento queste cose, però sento sempre le stesse cose e vediamo se fanno qualcosa. Comunque ti ringrazio dello spazio che mi hai dato. Grazie a te. Va bene? Bocca al lupo. Prego. Ciao. Ciao. Bene, come potete vedere in sovraimpressione lo score è di Masera 8, Ferriera 6 quando si sono conclusi anche i due tiri di precisione. Tra poco inizierà il tiro progressivo, mentre intanto vi segnaliamo che Grattapaglia ha realizzato 34 nel tiro di precisione, un vero specialista, il campione d'Europa senior in questa specialità. Bene, noi facciamo ancora una brevissima pausa e ci risentiamo per il tiro tecnico che probabilmente vedrà opposti Castellino e Bunino. A tra poco.
Corri sempre, ma vai una volta camminando. Forrest Gump, ecco. Forrest Gump delle botte. Quando mi dicono stop, vogliamo avanti. Allora, chi è che lo fa? Castellino e Bonino. Allora, Bonino... Abbiamo tutto un po' a sponda. D'accordo, però Castellino. Rieccoci in diretta, sta per iniziare il tiro progressivo tra Loris Castellino e Massimo Griva, quindi non Mauro Bonino ma il CT del Masera conferma la scelta delle due precedenti giornate schierando Massimo Griva che parte favorito su Loris Castellino. Griva classe 83 che ha nel suo palmarès 6 record mondiali, 10 titoli italiani, 3 scudetti, una Coppa Europa, una Coppa Italia e anche un trofeo Berodier. Di Masera in vantaggio 8-6 e ha la possibilità di cominciare l'ultimo turno in vantaggio per 10-6 vincendo questo tiro progressivo. Avete potuto sentire prima l'intervista a Piero Merio in cui davvero ci ha detto delle cose molto interessanti, in particolare ci ha detto che occorrono delle riforme radicali per cercare di far rinascere o meglio di non far morire il mondo delle bocce, parere al quale si è accodato anche Renato Baldo. Ed ora siamo nella fase centrale del riscaldamento per questo tiro progressivo. Griva che disputa la sua terza prova di giornata, quindi non potrà più essere impegnato nell'ultimo turno tradizionale. Mentre invece potrà esserlo e quasi certamente lo sarà Mauro Bonino. Loris Castellino invece è un ragazzo della provincia di Cuneo, di Margarita per la precisione, classe 88,
Lui vanta un titolo mondiale a livello under 18 proprio in questa specialità, nel tiro progressivo, conquistato nel 2006 a Biella, un mondiale che è stato straordinario per i colori azzurri, un mondiale nel quale l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro e un bronzo con Manissero nel tiro di precisione. Castellino che inoltre ha conquistato 2 titoli italiani a Terne under 18, 2 scudetti, e vanta anche un record mondiale nella staffetta under 18. Bene, quindi è terminato il riscaldamento, arbitri che stanno ripassando il gessetto sul tappeto ed è quindi tutto pronto per questo progressivo tra Griva e Castellino. Partiti, partono, no, errore per Castellino, l'arbitro ha alzato timidamente la paletta ed è stato contestato da Zucca. Subito un piccolo episodio, diciamo, da moviola in questo progressivo per quanto riguarda Castellino, che ha il terzo errore al primo buco mentre procede la marcia di Griva, che è già a 7 in questo momento, mentre intanto Loris Castellino non ha ancora colpito la boccia al primo buco dal lato della tribuna, lo fa adesso. Griva che ha già accumulato un discreto vantaggio, più veloce Castellino, ma Griva è molto più preciso. Molto bravo Griva, che però adesso sbaglia, si fa sentire anche con la voce Loris Castellino. Colpisce Griva la boccia al quinto buco, la colpisce anche Castellino. C'è comunque un buon vantaggio per il giocatore del Masera, che colpisce ancora. Bene Griva, colpisce Castellino, che è un po' in difficoltà nella parte di tappeto verso la tribuna. Errore intanto per Griva al secondo buco, leggermente storto sulla sinistra. Colpisce invece adesso Griva. Colpisce ancora Griva, che è arrivato al primo buco tornando indietro al tappeto da entrambi i lati di gioco. Tanto ancora errore per Castellino al sesto buco, colpisce invece adesso la boccia al primo buco. Ancora Griva molto bravo, che continua a colpire. Errore intanto per Castellino al sesto buco, è in difficoltà Loris. Che ormai ha molte poche possibilità di recuperare nel punteggio. Griva davvero molto preciso, non velocissimo, ma sbaglia davvero poche bocciate. Ecco, questo è uno degli errori di Griva. Colpisce adesso ancora bene al sesto buco. Ora errore piuttosto vistoso per Castellino. Adesso colpisce anche Griva. Bravo Griva, molto centrato. Stile di Griva caratterizzato da un notevole pendolo. Colpisce ancora bene Griva. Anche Castellino. Griva incoraggiato da Mauro Bunino, deve solo gestire il vantaggio, che ormai è considerevole, e lo sta facendo al meglio Griva.
Colpisce ancora Griva. Non sbaglia Griva. Errore invece per Castellino, che ha fatto molti errori al primo buco nel tappeto vicino alle tribune. Situazione piuttosto insolita nel tiro progressivo. Bravo Griva, sospinto anche dal pubblico di casa, lo incoraggia ad ogni boccia colpita. Grandi applausi per Griva, e sentite la gioia della panchina e dei tifosi del Masera. Masera in vantaggio 10-6. Che bravo Griva. Ricordiamo anche l'episodio un po' particolare con un arbitro che ha annullato una boccia discussa a Castellino, discussa in particolare da Zucca, ed è stata una boccia che può avere anche un po' condizionato Castellino, nel senso che poi ha commesso 3 o 4 errori consecutivi su quella boccia al primo buco. Non era il direttore di gara l'arbitro in questione, era un assistente. Adesso anche Zucca che ne sta parlando con Bertolusso e Barbero. Grazie. 10-6. No. Masera come si chiama? 10-6. Quindi il punteggio totale dell'incontro è Masera 10, Ferriera 6, punteggio che è stato appena aggiornato anche in sovraimpressione, e quindi prima dell'ultimo turno, del terzo turno, c'è una situazione di vantaggio di 4 punti per i padroni di casa, ospiti che sono favoriti nel turno tradizionale, insomma, quindi tutto da seguire. Ricordiamo che entrambe le squadre hanno 0 punti in classifica, mentre invece ci giungono notizie da Salassa, dove BRB e Perosina sono sull'8 pari, e quindi anche lì una situazione equilibrata, anzi molto più di qua. Intanto parliamo anche un po' del campionato di promozione che inizia oggi. Da Riva Trigoso ci segnalano che la Rivana è in vantaggio sul Carcare per 9-3, invece l'ABG è in vantaggio 11-5 sulla Serra Vallese. E dunque queste sono le notizie che ci avete mandato sul forum di Bocce in Volo, vi ringraziamo per questo, e adesso facciamo ancora l'ultima pausa prima di vivere intensamente l'ultima ora e 30 di gioco, quella dedicata al turno alle partite tradizionali. Quindi a tra poco. Sì, dammi solo partite di più. 8-8, solo quello, PRB. Solo quello, sì.